Buongiorno a tutti, da questo momento dovete liberare le sedie, grazie mille.
Benvenuti a tutti. Questo è l'ultimo appuntamento di Mezzogiorno di Fuoco. Innanzitutto ringraziamo il gruppo che si è appena esibito, il Tea for Free, questa in collaborazione con il Conservatorio Anapa di Sassari. Si trattava di Gavino Commesu, Giovanni Sanna, Riccardo Prost, tutti alla chitarra, che poi vedremo più tardi alle 16 nell'appuntamento del giardino comunale con il reading di Francesco Pacifico. Adesso proseguiamo le letture. L'omaggio di domenica è dedicato a Wisława Szymborska, poetessa polacca che ha vinto il Nobel nel 96, quindi a 30 anni dalla consegna del Nobel, e ci sarà per noi Gisella Vacca che aprirà la seconda lettura del programma. Buon ascolto a tutti. Oh, come sono permeabili le frontiere umane. Quante nuvole vi scorrono sopra impunemente. Quanta sabbia del deserto passa da un paese all'altro. Quanti ciottoli di montagna rotolano su terre altrui con provocanti saltelli. Devo menzionare qui uno a uno gli uccelli che trasvolano, che si posano sulla sbarra abbassata. Fosse anche un passero, la sua coda è già all'estero, mentre il becco sia ancora in patria, e per giunta quanto si agita. Tra gli innumerevoli insetti mi limiterò alla formica, che tra la scarpa sinistra e la destra del doganiere non si sente tenuta a rispondere alle domande da dove e dove. Oh. Se avete piacere attendiamo giusto il termine del suono delle campane, grazie, così ci godiamo la lettura di Gisella. Forza Gisella! Brava! Oh, come sono permeabili le frontiere umane. Quante nuvole vi scorrono sopra impunemente. Quanta sabbia del deserto passa da un paese all'altro. Quanti ciottoli di montagna rotolano su terre altrui con provocanti saltelli. Devo menzionare qui uno a uno gli uccelli che trasvolano, che si posano sulla sbarra abbassata. Fosse anche un passero, la sua coda è già all'estero, mentre il becco è ancora in patria, e per giunta quanto si agita. Tra gli innumerevoli insetti mi limiterò alla formica, che tra la scarpa sinistra e la destra del doganiere non si sente tenuta a rispondere alle domande da dove e dove. Oh, afferrare con un solo sguardo tutta questa confusione su tutti i continenti. Non è forse il ligustro che dalla sponda opposta contrabbanda attraverso il fiume la sua 100.000ª foglia? E chi, se non la piovra, con le lunghe braccia sfrontate, viola i sacri limiti delle acque territoriali? Come si può parlare di un qualche ordine se non è nemmeno possibile scostare le stelle e sapere per chi brilla ciascuna? E poi questo riprovevole diffondersi della nebbia e la polvere che si posa su tutta la steppa come se non fosse affatto divisa a metà, e il risuonare delle voci sulle servizievoli onde dell'aria, quei pigolii seducenti e gorgoglii allusivi. Solo ciò che è umano può essere davvero straniero. Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento. Voglio definirli con un solo termine. Ma quale? Prendo parole comuni, dai dizionari ne rubo qualcuna, le misuro, le soppeso, le sondo, nessuna corrisponde. Tutte le più audaci sono vigliacche,
tutte le più sprezzanti ancora innocenti, tutte le più crudeli troppo fiacche, tutte le più odiose poco ardenti. Questa parola deve essere un vulcano che picchi, spezzi e abbatta come terribile ira di Dio, come odio che scotta. Voglio una parola cruda, che sia impregnata di sangue, che come le mura di un carcere ogni fossa comune racchiuda, che descriva più precisa e chiara chi erano loro, tutto ciò che è stato, perché ciò che sento dire, ciò che se ne scrive, non basta più, non è mai bastato. La nostra lingua è impotente, i suoi suoni d'un tratto poveri. Cerco, sforzo la mente, cerco questa parola, ma non la trovo, non la trovo. Guardate com'è sempre efficiente, come si mantiene in forma nel nostro secolo l'odio, con quanta facilità supera gli ostacoli, come gli è facile avventarsi, agguantare. Non è come gli altri sentimenti, insieme più vecchio e più giovane di loro, da solo genera le cause che lo fanno nascere. Se si addormenta, il suo non è mai un sonno eterno. L'insonnia non lo indebolisce, ma lo rafforza. Religione o non religione, purché ci si inginocchi per il via. Patria o no, purché si scatti alla partenza. Anche la giustizia va bene all'inizio, poi corre tutto solo. L'odio, l'odio. Una smorfia di estasi amorosa gli deforma il viso. Oh, quegli altri sentimenti malaticci e fiacchi. Da quando la fratellanza può contare sulle folle? La compassione è mai arrivata per prima al traguardo? Il dubbio, quanti volenterosi trascina? Lui solo trascina, che sa il fatto suo. Capace, sveglio, molto laborioso. Occorre dire quante canzoni ha composto, quante pagine ha scritto nei libri di storia, quanti tappeti umani ha disteso, su quante piazze, stadi. Diciamoci la verità, sa creare bellezza, splendidi i suoi bagliori nella notte nera, magnifiche le nubi degli scoppi nell'alba rosata, innegabile il pathos delle rovine e l'umorismo grasso della colonna che vigorosa le sovrasta. È un maestro del contrasto tra fracasso e silenzio, tra sangue rosso e neve bianca. E soprattutto non lo annoia mai il motivo dell'inno carnefice sopra la vittima insozzata. In ogni istante è pronto a nuovi compiti. Se deve aspettare, aspetterà. Lo dicono cieco. Cieco, ha la vista acuta del cecchino e guarda risoluto al futuro. Lui solo. La signora Atropo? Esatto, sono io. Delle 3 figlie della necessità, lei è quella con la fama peggiore. Grossa esagerazione, poetessa mia. Cloto tesse il filo della vita, ma quel filo è sottile, non è difficile tagliarlo. La Chesi con la pertica ne fissa la lunghezza, non sono innocentine. Però le forbici sono in mano sua, già che lo sono, ne faccio uso. Vedo che anche ora, mentre conversiamo, sono lavoro dipendente, questa è la mia natura. Non si sente annoiata, stanca, assonnata, quantomeno di notte? No, davvero no, senza ferie, weekend, feste comandate o almeno brevi pause per una sigaretta. Ci sarebbero troppi arretrati e questo non mi piace. Uno zelo inconcepibile. Senza mai qualche riconoscimento, premi, menzioni, coppe, medaglie, magari diplomi incorniciati, come dal barbiere? Molte grazie. Qualcuno l'aiuta? Se sì, chi? Un paradosso niente male. Appunto, voi mortali.
svariati dittatori, numerosi fanatici, benché non sia io a costringerli, per loro conto si danno da fare. Di sicuro anche le guerre devono rallegrarla, in quanto danno un bell'aiuto. Rallegrarmi è un sentimento sconosciuto. Non sono io che invito a farle, non sono io che ne guido il corso, ma lo ammetto, è grazie a loro soprattutto che posso stare al passo. Non le dispiace per i fili tagliati troppo corti, più corti, meno corti, solo per voi fa la differenza. E se uno più forte volesse sbarazzarsi di lei e provasse a mandarla in pensione? Non ho capito, sia più chiara. Riformulo la domanda, lei ha un superiore? Passiamo alla domanda successiva. Non ne ho altre. In tal caso, addio. O, per essere più esatti, lo so, arrivederci. Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire. In fondo un po' d'ordine da solo non si fa. C'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere, tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare il muro, c'è chi deve mettere i vetri alla finestra e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni, tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. Bisogna ricostruire i ponti e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli a forza di rimboccarle. C'è chi, con la scopa in mano, ricorda ancora com'era. C'è chi ascolta, annuendo, con la testa non mozzata. Ma presto lì si aggireranno altri che troveranno il tutto un po' noioso. C'è chi talvolta dissotterrerà da sotto un cespuglio argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. Chi sapeva di che si trattava deve far posto a quelli che ne sanno poco e meno di poco. E infine, assolutamente nulla. Sull'erba che ha ricoperto le cause e gli effetti, c'è chi deve starsene disteso con una spiga tra i denti, perso a fissare le nuvole. Donna, come ti chiami? Non lo so. Quando sei nata? Da dove vieni? Non lo so. Perché ti sei scavata una tana sottoterra? Non lo so. Da quando ti nascondi qui? Non lo so. Perché mi hai morso la mano? Non lo so. Sai che non ti faremo del male? Non lo so. Da che parte stai? Non lo so. Ora c'è la guerra, devi scegliere? Non lo so. Il tuo villaggio esiste ancora? Non lo so. Questi sono i tuoi figli? Sì. Poi proseguirà la lettura alle ore 16 al giardino, quindi concludiamo l'appuntamento di Mezzogiorno di Fuoco intrecciando ancora quello che è il discorso che abbiamo aperto venerdì parlando dell'Iran, ieri dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, e oggi arriviamo a parlare di una situazione ancora più specifica in Medio Oriente, in Israele, e lo faremo questo insieme a Paolo Celata, che è conduttore, giornalista e conduttore di una 7 del TG, e con la reporter Elena Testi ha raccontato e continua a raccontare i conflitti e le zone di crisi mondiali, in particolare in Medio Oriente, ma insomma ha visitato un po' tutto, e lascio il compito a Paolo di presentare e di dialogare con Elena Testi. Buon ascolto. Buongiorno, eccoci qua. Ero impegnato, Elena si è un po' preoccupata perché stavo chiacchierando con i musicisti. Voi sapete che a me, vado ospite a propaganda e ho velleità musicali, anche se mi manca il talento, disse.
e quindi insomma loro hanno sfidato veramente facendomi anche suonare la chitarra sul palco di propaganda, ma mancò il talento e stavo chiedendo informazioni. Avrei voluto fare il musicista, invece siamo qui a parlare con Elena. Allora Elena, stamattina quando pensavo come iniziamo la presentazione, che cosa le domando, da dove partire, quindi il titolo Genesi, il sottotitolo Soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, oppure come le è venuta l'idea, da dove è partita, o anche a proposito di velleità, lei fa la giornalista, è l'inviata speciale della 7, è stata in teatri di guerra, in Ucraina sotto le bombe, in Israele e in Libano sotto le bombe. Hai fatto una cronaca dove arrivavano i missili. Me lo ricordo io, non se lo ricorda lei. Va bene, fa niente. Però appunto questo è una no fiction novel, cioè è un romanzo. E allora le mie velleità sono di musicista, quelle di Elena che vuole cambiare mestiere e diventare scrittore, scrittrice, fare un po' la nuova. Ieri c'era De Cataldo, romanzo criminale, oppure Saviano, o andando ai classici a Sangue Freddo, Truman Capote. Oppure, visto che ieri Nevo parlava, dice, ha iniziato l'intervista da Messi, a noi italiani del calcio non frega più niente. Tra l'altro l'Italia ha eliminato Israele, ora così di passaggio. E un altro che ha scritto un classico della no fiction novel, ma risaliamo a tanti anni fa, si chiama, per chi segue lo sport principale italiano, e cioè il tennis, John McAfee, Tennis, livelli di abilità, se non mi ricordo male. Andatela a cercare, è un romanzo scritto con questo stile. Ma insomma io volevo partire da questo. Partiamo da questo, Elena? No, allora io ho pensato stamattina, appunto, cercando di fare il punto, la cosa più semplice, esatto, perché io mi sono svegliato presto a differenza di Elena, e partire dall'inizio. Allora, il libro ha un attacco folgorante. Le prime 10-15 pagine l'ho rimesso sul comodino perché è veramente mozzafiato e ho pensato, se continua così non ne esco. L'ho letto tutto, ne sono uscito. Ha delle parti di veramente che ti mettono una pesantezza sul cuore, è molto preciso, dettagliato, e chiederò anche ad Elena dove è andata a prendere fonti, passaggi, conferme, perché questo è fondamentale in questo genere di libri. Genesi, Elena, testi, compratelo tutti. E la cosa più semplice era, Elena, sei partita dalla data, il 7 ottobre. Quindi è una scelta precisa, una scelta non stilistica, ma di contenuto. Perché dal 7 ottobre? Perché lo consideri un salto di qualità in quello che stava succedendo nei rapporti, nel conflitto tra palestinesi e Israele, o perché invece è stata la conseguenza di quello che tu racconti in questo libro, cioè stava per succedere, doveva succedere? Allora, grazie Paolo, grazie a tutti voi, grazie a Gavoia, a questo splendido festival e a questo paese che ci ha accolto veramente calorosamente, quindi grazie mille. Allora, domanda complessa, perché partire dal 7 ottobre? Io il 7 ottobre ero lì, chiaramente, e lo ricordo come qualcosa di drammatico e anche incomprensibile, perché non riuscivo a capire come tutto potesse essere successo, cioè come quei valichi fossero stati violati con tanta facilità, e vedevi queste immagini apocalittiche del Nova Party con questi ragazzi che correvano nel deserto. Oltretutto in Israele, devo dire la verità, il 7 ottobre non è mai terminato, ogni sabato si va in piazza, si ripercorre il lutto insieme, si proiettano le immagini degli ostaggi che non ce l'hanno fatta, dei soldati che sono morti, e quei video del 7 ottobre continuano a circolare sui telefoni degli israeliani, rendendo molto ma molto difficile un dialogo in questo momento. Però c'è un 7 ottobre che è un 7 ottobre di Benjamin Netanyahu,
E a me il 7 ottobre di Benjamin Netanyahu colpì molto, perché a differenza appunto di quello che si potrebbe pensare, io parto con il racconto di questa casa a Gerusalemme che viene circondata, dove ci sono delle persone che escono dalle auto e fanno il controllo del perimetro. Quelle persone sono addette alla sicurezza, che controllano il perimetro di una casa che non è di Benjamin Netanyahu, ma è di un amico di famiglia, la famiglia Fallik, che oltretutto è molto ma molto presente in West Bank, in Cisgiordania, ed è una delle famiglie che porta avanti la politica non più direi dell'occupazione ma dell'annessione della West Bank da parte di Israele, e Netanyahu si preoccupa di trasferirsi in questa casa con la moglie, oltretutto illegalmente, perché in Israele non si potrebbe fare, perché quella casa ha dei vantaggi, e sono dei vantaggi di comfort. Ha un cinema, lui dirà inizialmente che lo fa perché c'è un rifugio antiatomico, si scoprirà che in realtà quel rifugio non esiste, e quindi parte con questo 7 ottobre, con questo racconto che si intreccia a delle storie tipo appunto la storia di questa ragazza, di questa soldatessa, che lei parte e in realtà ha dei proiettili perché teme che una volta arrivata al confine con Gaza possano esserci delle incursioni, e dice: preferisco togliermi la vita e non finire nelle mani dei terroristi. E poi c'è un altro protagonista, che è un protagonista politico sempre in questo racconto, che è vero, è molto breve ma molto sincopato, ed è Yair Golan, che a differenza di Benjamin Netanyahu, lui è a capo dell'opposizione, è l'erede del partito laborista, quindi della sinistra israeliana, indossa la divisa e corre verso il sud di Israele e salverà la vita al figlio del giornalista di Haaretz, che non poteva chiaramente entrare all'interno appunto di quel perimetro, di quella zona rossa, ed è la differenza tra l'Israele dialogante, perché Yair Golan poi è stato molto attaccato in patria anche nell'ultimo periodo con la famosa frase: l'esercito israeliano non deve uccidere bambini indifesi palestinesi, e quindi la differenza tra Yair Golan, colui che vuole quel dialogo e crede ancora nella politica dei due stati, e Benjamin Netanyahu, che ha portato progressivamente alla morte della morale israeliana. Allora, hai fatto quel nome rispetto al proprietario di quella villa, io era uno degli appunti e ci arriviamo, perché Simon Falik, chi è Simon Falik, chi è, e ci spieghi, perché poi è il tramite con quelli che sono i finanziamenti, e tu dopo l'inizio incalzante con le storie, la storia del figlio del giornalista, ora sarà perché noi facciamo questo mestiere, ma Elena è stata bravissima a raccontarla, le telefonate, il terrore di questo papà che sa che c'è quel figlio che sta nella zona dove c'era il festival, no? Di Nova, e le telefonate interrotte, cioè riesce a rendere proprio una cosa che ti batte il cuore. Padre totalmente impreparato poi, perché che è un giornalista di Haaretz, che è il principale quotidiano di opposizione progressista israeliano. Però Simon Falik invece è un personaggio, e quella famiglia, che danno tanti soldi a Netanyahu e a tutta una serie di associazioni. Legava si chiama? Di cosa si tratta e perché tu sei andata a investigare su quello, e dove sei arrivata investigando su questi finanziamenti, dove sono arrivati, a che servivano? Allora, devi seguire i soldi, perché se uno va in Cisgiordania e entra come diceva Falcone, esatto, e entri all'interno degli insediamenti, ti rendi conto che gli insediamenti sono dei luoghi ben tenuti, con le scuole, i giardini sempre verdi, vedi proprio la differenza tra il villaggio arabo e l'insediamento israeliano. E la famiglia Fallik, che è una delle tante, è stato un modo per raccontare anche il sistema, cioè come vengono finanziate le colonie. E uno dei modi con le quali vengono finanziate è proprio l'arrivo dei soldi dagli Stati Uniti d'America. In che modo? Ci sono dei fondi negli Stati Uniti d'America che permettono di donare soldi nell'assoluto anonimato, ma anche di detrarre quei soldi dalle tasse.
Questi soldi poi vanno o agli insediamenti o alle varie organizzazioni. Chi è a capo di queste organizzazioni? Le più importanti sono Regavim, che è stata fondata da Bezalel Smotrich, che ha avuto tra i finanziatori anche David Friedman, che è l'ex ambasciatore in Israele per gli Stati Uniti d'America, nominato da Donald Trump durante il primo mandato. E i legami tra queste famiglie e l'amministrazione Trump sono molto molto forti, se vuoi poi entriamo anche in questo, perché oltre a far arrivare i soldi negli insediamenti hanno dei legami con le amministrazioni americane molto forti. Parentesi piccola, più con certe amministrazioni che con altre. Certo. Poi magari faremo anche una distinzione, perché effettivamente c'è Biden è quello che dice non fate lo stesso errore, l'errore che noi abbiamo fatto dopo l'11 settembre, Obama a un certo punto riceve Netanyahu e gli fa il gesto, racconti Del taglio della gola. Cioè Barack Obama riceve durante il suo secondo o primo mandato, non me lo ricordo, insomma, riceve Netanyahu e gli fa capire che la deve smettere di fare certe cose. La politica del mattone mai più, era il primo mandato. E il finanziamento anche qui ai coloni, perché è importante? Perché sono oggi il problema. Cioè arriveremo anche a poi parlare di questo, ma con Elena ho assistito ad altre presentazioni e vista la tragedia di Gaza, quello che impedisce adesso, tu sostieni proprio, di arrivare a una soluzione della questione è la presenza di quanti? 700.000 coloni, 700.000 coloni a fronte di quanti sono? Un paio 7 di milioni. 7 milioni, scusi. Cioè stiamo parlando di, allora, racconta tutto questo Elena, non sono io, e ve lo riferisco però perché a Gaza invece quando ritirano la presenza israeliana 2005 erano 21 insediamenti per un totale di 1500 persone. No, 20.000 all'epoca. All'epoca sì, però poi gradualmente arrivano, ok, e capite la proporzione. E già all'epoca per ritirare la presenza israeliana da Gaza ci sono scontri, interviene la polizia israeliana, cioè c'è un Israele, sì scusami, l'esercito israeliano, c'è un Israele che vuole cercare di risolvere la questione, di arrivare almeno a riconoscere, cioè, no? Io il problema, quando si arrivò agli accordi di Oslo, era il 1993, quegli accordi li fece Yitzhak Rabin. Ma Rabin non era uno che ha puntato nella sua vita sin dall'inizio della carriera alla nascita dello Stato palestinese, ma quando ci fu la prima intifada, Rabin capì la prima intifada dall'87 agli anni 90, poi termina con gli accordi di Oslo, e lui capì che l'unico modo per garantire la sicurezza dello Stato di Israele era la nascita dello Stato palestinese. Quindi nessuno sa dove, ma Rabin e Arafat si incontrarono in un luogo segreto che nessuno ha mai reso noto, e Rabin mise sul piatto: io ti faccio nascere lo Stato palestinese, ve lo concedo, perché è questa la visione, cioè la concessione, non il diritto, e anche qui si potrebbe parlare per ora, però tu in cambio mi garantisci la sicurezza dello Stato e la fine degli attentati. Purtroppo quella nascita dello Stato palestinese non c'è mai stata, ma Arafat e Rabin alla Casa Bianca ebbero il coraggio di mettere da parte le ferite reciproche per uno, comunque la sicurezza del suo paese, e l'altro la dignità per il proprio popolo. Poi sappiamo come è andata a finire e purtroppo, ahimè, quegli accordi di Oslo non sono stati vantaggiosi per il popolo palestinese e anzi sono stati l'inizio della fine. Quindi trasformati in una trappola. Rabin viene ucciso. Sì. Ok, è la domanda. Allora, Rabin viene ucciso e da Elena voglio sapere se non si fa con i sé la storia, quindi non se rimanendo in vita Rabin e Arafat che muore quasi 10 anni dopo nel 2004. Nel 2006. Io ho dei problemi con le date, e l'ha scritto lei tanto il libro, quindi fidatevi di lei, me le dice lei le date. La so. La sa. Ok, quindi non possiamo fare con i se e con i ma se Rabin fosse rimasto in vita, se Arafat non fosse morto nel 2006, poteva cambiare il presente della Palestina, però una cosa la possiamo dire, perché chi uccide Rabin vuole stroncare quel processo, quindi
Io non credo che Rabin sia stato ucciso solamente da Yigal Amir, che è l'estremista ultraortodosso, neanche colono, che quella sera fece fuoco. Io credo che quell'omicidio sia stato compiuto in realtà da Benjamin Netanyahu. E per quale motivo lo dico? Perché il mese prima dell'uccisione di Yitzhak Rabin, Benjamin Netanyahu fa questa manifestazione enorme a Gerusalemme, partecipata da 100.000 persone. La storia vuole che in quella piazza Tamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, entrambi giovanissimi, e Benjamin Netanyahu dal palco, perché era diventato presidente del Likud, erano insieme, e ci fu la foto di Rabin con la veste da nazista. Benjamin Netanyahu dal 93 al 95 non ha placato l'odio, ha fatto leva su quell'odio, l'ha amplificato per un cinismo politico, e questo cinismo politico di Benjamin Netanyahu ha creato un clima insostenibile e ha portato all'uccisione di Yitzhak Rabin. Guardate, dal 93 al 95 a Rabin arrivavano nell'ufficio gatti morti, c'erano delle telefonate nella radio dei coloni dove si paragonava Rabin a Hitler, c'era un'ondata di attentati da parte di Hamas per far saltare l'accordo, dove sono morte tantissime persone, perché poi purtroppo gli estremisti si parlano sia da una parte che dall'altra, e l'intento di tutte le parti coinvolte estreme era di far saltare gli accordi di Oslo. In quel clima si arriva alla morte di Rabin. Poi io ve lo dico, ci sono delle parti molto dolorose, una di queste per me è stata proprio raccontare le campane, raccontare la morte di Rabin, perché da noi si scende in piazza a fare il bagno nelle fontane quando si vincono appunto i mondiali. Lì c'erano centinaia di migliaia di ragazzi che facevano il bagno perché credevano in un futuro di pace, e fu una piazza partecipatissima, 200.000 persone. Rabin oltretutto aveva il timore di farla quella manifestazione, perché disse: ma se le persone non partecipano e non vengono, che cosa faccio? Gli venne risposto: è una democrazia e farai saltare gli accordi di Oslo. Invece quella sera c'erano i ragazzi che festeggiavano, che chiedevano la pace, e lui per la prima volta cantò la canzone della pace, che poi venne ritrovata sulla tasca della giacca dalla parte del cuore insanguinata, e la cantò per la prima volta perché l'aveva proibita dopo la guerra dei 6 giorni, considerandola troppo di sinistra. E lì, quando perché c'è stato anche un grande lavoro di visione, di immagini chiaramente, per renderlo tutto vero e anche vivo, ho pianto molto, perché ho visto la fine del sogno dei due popoli, dei due stati. Se Rabin non fosse morto, non lo so, la storia con i se e con i ma non la fai. Elena, velocissima, ma noi non diamo per scontato. Netanyahu insieme a Smotrich e Ben-Gvir, 2 nomi che abbiamo imparato a conoscere. Allora io, quando nella mattinata in cui pensavo come introdurre, ho detto vabbè, ma tiriamocela un po', diciamo che voglio fare modello, visto che fai la scrittrice e hai ambizioni di scrittrice, facciamo un'intervista a uno scrittore. Allora facciamo che butto lì il modello della morfologia della fiaba di Propp, per cui il buono, il cattivo, l'oggetto magico, i vari passaggi di costruzione di un romanzo, come dicevo, bello, articolato, pieno. Dopodiché, e lì c'è il buono, lì c'è il cattivo, diciamo, nella costruzione del modello di Propp, della fiaba. Il buono, il cattivo, l'oggetto magico, che può essere di varia natura, in questo caso può essere anche la bomba atomica, però poi, fatto fuori Rabin, mi mancava nel farti la domanda il buono, rimangono solo i cattivi, e i cattivi tu dici, e ci arriveremo poi, mi hai portato avanti con un'accelerazione clamorosa a Netanyahu. Io ci volevo chiudere con Netanyahu, perché voglio passare prima da chi è diventato ministro nei suoi governi, nel suo governo, e cioè partendo appunto da Smotrich, perché Smotrich presenta anni prima di diventare ministro il piano La Sola Speranza. È un'altra roba che, allora, io mi fido di Elena, ma è talmente clamoroso e spaventoso questo piano, dove tra l'altro, ve lo dico ragazzi, le parole le usano proprio loro. A Smotrich gli danno del nazista, gli ebrei, Arez,
Haaretz, sul giornale israeliano, dà del nazista Smotrich, l'attuale ministro. E certo, in quel piano Smotrich dice esattamente una serie, un crescendo che si arriva al genocidio, cioè del genocidio non ne dobbiamo parlare, non ne parliamo noi, ne parla Smotrich che lo vuole fare, cioè siamo alla follia, ok? Contrapposto secondo loro al genocidio che vuole fare Hamas, pari e patta se la vogliamo mettere così. Quel piano è talmente spaventoso, e ora mi dici quando è scritto perché io mi ricordo una data, ma siccome le sto toppando tutte non le ricordo, ma è ben prima del 7 ottobre 2023 e pianifica quello che sta succedendo, è incredibile. Io se volete poi alcuni passaggi ve li leggo, ma di che si tratta? Che cos'è il piano Una sola speranza? Una sola speranza, sarebbe in accezione positiva, no? Invece... Una sola speranza, perché la speranza di Smotrich annienta l'altra speranza, quindi la nascita dello Stato palestinese. È un piano che in realtà Smotrich nella sua, ahimè, devo dire, intelligenza politica, perché poi... Scritto nel 17? Sì, bravo. Nella sua intelligenza politica, perché poi lo si dice poco, ma Smotrich è un enfant prodige della politica israeliana. Lui ha messo in atto questo piano e l'ha praticamente realizzato, perché che cosa dice Smotrich? Dice una cosa che è essenziale, cioè devi portare il numero maggiore di ebrei israeliani in West Bank, di modo che una volta creata la mancata diciamo, continuazione territoriale per i palestinesi, da lì c'è l'impossibilità della nascita di uno Stato. Quindi rubiamo più terreno possibile, chiamiamo in massa i nostri e facciamoli vivere lì. E lui dà varie opzioni: gli arabi che rimangono, i palestinesi che rimangono, o accettano, ad esempio possiamo dare un voto amministrativo, quindi senza diritti, creare delle sorte di enclave come riserva indiana, oppure se ne vanno e li paghiamo anche, quindi li incentiviamo, cosa che poi posso dire il Ministero della Difesa attuale guidato da Israel Katz, perché Gallant è stato licenziato da Benjamin Netanyahu in quanto uomo moderato voleva mettere fine alla guerra, ha creato in questi mesi un ufficio apposito al Ministero della Difesa per avere un piano e far evacuare, o meglio deportare tutti i gazawi facendo un calcolo dei valichi e quindi mettendo sempre in atto quello che dice Smotrich. Quindi o ti paghiamo o accetti il voto amministrativo senza diritti, oppure se sei un terrorista io ti ammazzo e ti anniento. E questo piano Smotrich lo è riuscito a portare avanti, lo sta di fatto realizzando ormai, perché io l'ultima volta che sono stata in Israele in piena guerra con l'Iran mi sono resa conto che ormai Israele sta prendendo e annettendo quasi tutta la Cisgiordania, tant'è che tutte le strade sono piene di bandiere israeliane e con dei cartelli promossi da molte organizzazioni che io racconto, che scrivono bentornati a casa. Però c'è una cosa che voglio dire, che tu hai detto all'inizio, è vero, ci sono dei cattivi che sono Smotrich, Ben Gvir, Netanyahu, c'è il popolo palestinese al quale noi siamo molto vicini in questo momento per ovvi motivi, però io ieri quello che ha detto Eshkol Nevo, che io ho sempre chiamato Nevo, va sottolineato e non ce lo dobbiamo dimenticare, perché guardate, la polarizzazione non aiuta, e non aiuta soprattutto il popolo palestinese, perché noi non dobbiamo abbandonare quelle persone che invece un dialogo lo cercano, e lo cercano con coraggio, perché guardate che persone come Nevo, che voi qui pensate che dicano delle banalità, in patria sono straosteggiati e hanno un coraggio enorme, perché ci sono ebrei israeliani che col proprio corpo difendono i palestinesi e vogliono la nascita di quello Stato, e non la vedono come una concessione, ma la vedono come un diritto del popolo palestinese. Sono ogni giorno a parlare con israeliani che la pensano nella maniera opposta e che sono ormai in una sindrome d'accerchiamento difficile da recuperare, e quindi io il coraggio che ha avuto ieri il Nevo lo sottoscrivo e lo sottolineo: non abbandoniamoli e non polarizziamoci, perché non facciamo nulla di buono per una situazione estremamente complessa.
Allora, la dico pure io, visto che a questo punto siamo sul palco. Ecco, qui il libro di Elena racconta la destra radicale israeliana, ma qui non stiamo facendo nessun processo e non abbiamo alcun titolo, Elena, per fare il processo a persone di religione ebraica, tra l'altro fatto dagli italiani che hanno un passato che insomma è meglio che non prendono certe posizioni, lo diciamo chiaramente, anche perché diciamo una parte degli italiani, la maggioranza degli italiani all'epoca prese delle posizioni nei confronti del popolo ebraico che è meglio che ricordiamo. Voglio ancora dire anche io, così insomma diciamo chiariamo quello anche, che noi possiamo fare qualcosa, la comunità internazionale può fare qualcosa. Per esempio io credo che azioni come quelle della flottiglia siano benemerite, hanno avuto un gran coraggio. Dico ancora altro. Manifestazioni pacifiche per fare pressione sui governi occidentali perché prendano posizione nei confronti dello Stato, no scusate, è sbagliato dire Stato, del governo di Benjamin Netanyahu. E allora anche su questo le manifestazioni di piazza, le posizioni, e poi quando andremo a votare ricordiamocelo, dei governi rispetto a, per esempio, iniziare con una cosa simbolica ma fondamentale, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Altra cosa che si può fare. Io capisco che è complicato interrompere i rapporti economici, però interrompere le commesse delle armi militari si può fare. Poi se ci giriamo intorno, no, sono un po' come i voli per l'Iran, no? Che dietro no, sono tecnologia, ci scambiamo know-how, però insomma di interromperlo. Però come diceva Elena, secondo me c'è poi quell'altra parte del discorso. Chiederà anche il rispetto del diritto internazionale, Paolo, perché... Assolutamente sì. L'altra parte del discorso che dicevo e che mi sento di aggiungere a quello che ha detto Elena è che noi con quell'Israele, perché è come se noi allora tanta parte invece degli italiani scelse la parte giusta della storia, una parte minoritaria degli italiani scelse la parte giusta della storia. Qui voi avete tra gli altri protagonisti di chi ha scelto la parte giusta Emilio Lussu, per dirne uno. Ecco, allora quelli lì ci sono anche oggi in Israele, quelli lì, Emilio Lussu, non lo so, a me proprio è diventato, io mi sono innamorato dei suoi libri, li ho letto tutti, eccetera, eccetera, quindi sento di conoscerlo. Che sfoggi oggi. Esatto. No, poi della Sardegna, onestamente, io, a differenza di Ciro di ieri, dove c'è oggi, non ho proprio parentele con i sardi, però affascinato dal personaggio clamoroso, la sua evasione, sottovalutato, perché diciamolo, lui era di un'altra parte politica rispetto a quelli che all'epoca raccontavano l'impegno politico nella resistenza, ma insomma tutta sta roba qua stava dalla parte giusta, ma era minoritario, era uno dei pochi. Può fare, e allora loro potranno esercitare la giustizia degli uomini. Questa è una mia opinione personale e vale per quello che vale, ma è evidente che se noi tutti, se noi pensiamo che la soluzione del conflitto, io quando ho letto e ho finito qui, mi è venuto un magone, perché quello che ho letto mi ha portato a pensare, e lo dicevo prima con Nicoloni, che non c'è soluzione, la soluzione non è nemmeno due stati, una terra, due stati, due popoli, perché quello che esce da qui è spaventoso, ed è spaventoso da una parte ed è spaventoso anche dall'altra estrema, perché quelle sono le parole d'ordine di chi dicono che Israele non ci deve essere dal fiume al mare. Allora, se pensiamo che la soluzione è riconoscere due stati, due popoli,
ed è, secondo me rimane l'unica, anche se molto difficile, come testimonia il libro di Elena, e leggetelo, allora ne usciamo solo ascoltando gli scrittori, i rappresentanti di quella parte politica tipo Nevo. Per questo anche io ieri ho colto quel passaggio e quelle parole che lui ha detto nel riconoscere che addirittura sin dall'inizio lo Stato di Israele ci domandiamo se sia veramente casa. Cioè, allora io non lo so, ecco, le letture colte, Hannah Arendt, La banalità del male, è la storia del processo ad Adolf Eichmann, non è nient'altro, non è nient'altro. E già lì c'era l'interrogativo su che cosa voleva il popolo ebraico e se voleva veramente uno Stato, e lei racconta nella banalità del male che non tutti gli ebrei erano d'accordo, perché se pensiamo al principio degli ebrei che il loro paese è il mondo, perché per i credo radicalizzati come quella della jihad islamica, e cioè l'affermazione in tutto il mondo, non c'era la creazione dello Stato di Israele, non era tra i loro obiettivi. Quindi, invece, se noi riconosciamo che adesso l'unica soluzione, io credo che noi dobbiamo ascoltare quella voce. E arrivo e ritorno ai cattivi, perché ce n'è uno che proprio, e questo forse ve lo leggo, questo passaggio, perché il piano, la sola speranza di Smotrich ha vari passaggi, ma li salto, se no, nel senso da leggere, se no andiamo per le lunghe. Mi servono gli occhiali? No, però perché me le so scritto grande. Per andare a parlare di Ben Gvir. Devo ritornare alle 7 per raccontare queste cose. Allora, innanzitutto quello che dicevo, perché Ben Gvir è seguace del rabbino Goldstein. No, di Meir Kahane. Scusa, Ben Gvir, sì, Meir Kahane. Ben Gvir. No, ma so scritta, pagina 211. Te la sei scritta male, però. E Ben Gvir, che segue questo rabbino, parla di bruciare le chiese cattoliche. Per questo dico, quando loro pensano... È il miglior amico. Ecco. È il miglior amico. Però la cosa che vi voglio leggere è un'altra. Pagina 2017, occhiali. Sarà 217, Sì, perché ha scritto tanto e spero sia non 2071, ma quello se ho invertito solo i numeri non è un problema. Allora, vediamo se per non farla troppo lunga quale pezzo vi leggo. Allora, è una festa di matrimonio. In mezzo alla sala c'è Itamar Ben Gvir, è particolarmente allegro. Quella è la sua gente, alcuni di loro li conosce da quando sono piccoli, altri li ha difesi nei vari processi. Incendi, atti vandalici, omicidi. Quel matrimonio gli ricorda un po' il suo con Ayala, la moglie di Ben Gvir. Di Ben Gvir. Le magliette del CAC, l'euforia, le canzoni che vengono intonate urlando. In mezzo alla sala si forma un gruppo. Vengono tirate fuori le foto di Ali Dwabasha, il bimbo arso vivo nell'omicidio di Duma. Accoltellano l'immagine, a una festa di matrimonio, accoltellano l'immagine del piccolo di 18 mesi. Il viso viene mortificato, vessato, violentato con le lame, lo fanno con fucili alzati al cielo e cantano Zikranina, adattata per l'occasione. Possa io vendicarmi con un colpo solo dei palestinesi per uno dei miei occhi. Mentre la musica va avanti, una strofa e l'altra gridano Nekama, vendetta, lo urlano come un mantra. Duma è il nome del villaggio. Invocano il nome del villaggio dove era avvenuto il rogo, come a celebrare l'atto. Esplodono gli applausi, le braccia si alzano, i fucili vengono passati di mano in mano. Mashemam, gridano, sia cancellato il loro nome. I ragazzi saltano e ballano in preda all'isteria generale. Itamar Ben Gvir è nella sala insieme a Benzi Goldstein quando il video viene reso pubblico. Io ho letto questa roba e ho pensato no, non può essere vero. Dove cacchio l'ha trovata Elena? Può essere vero che c'è il video, ragazzi? Allora, sono andato e faccio anche una domanda appunto poi sulla ricerca
minuziosa, puntuale, le conferme di tutto quello che lei racconta, e quindi l'importanza di questo libro nel dire cose che sono tutte verificate, ma anche lo strazio di chi ha raccontato una cosa del genere. Allora, Raccontata adesso da me con un po' di emozione. Questo fa il ministro della sicurezza adesso. questo è un libro che ha avuto una gestazione mentale lunghissima e una scrittura velocissima. Oltretutto neanche insomma, riscritto dagli editor, perché era talmente tanto... Io avevo la stessa reazione, no? Ogni cosa raccontata è stato un... io ho avuto tanta difficoltà emotiva, ecco, non so neanche, è difficile anche raccontarlo. Ho avuto tanta difficoltà emotiva perché quel posto io lo frequento spesso, lo conosco da prima del 7 ottobre, da molto prima del 7 ottobre, ed è stato molto difficile accettare, sì, doloroso, e accettare alcune parti. Ho pianto, ho amato, ho ucciso, perché sono stata costretta anche a storicizzarvi, perché io li incontro, Itamar Ben-Gvir, Benjamin Netanyahu, Smotrich, li incontro spesso, e un giornalista, un bravo giornalista, non deve propendere da una parte, deve rimanere, diciamo, neutro, perché rischia di non essere più giornalista ma attivista, e guardate, non è secondario, perché ho una responsabilità quando sto in quei luoghi, ed è quella di non alterare le notizie e permettere a chi ci guarda di farsi la sua opinione, ma non di imboccarla io. Quindi è stato molto difficile. Ed è stato un lavoro di ricerca enorme. Infatti nel mondo dell'editoria ho scoperto che in realtà la grandezza del libro è essenziale per la vendita, il cinismo è tutto, e si era posto un problema enorme con la casa editrice, perché le fonti sono tantissime e quindi non sapevamo dove metterle, e a un certo punto è venuta fuori durante questa telefonata l'idea di un QR code, così che permettesse a chi lo sfoglia anche di andarsi a vedere in autonomia le fonti, e quindi è frutto di ricerca personale di fonti, articoli dell'epoca, visioni di immagini, e qui mi viene in mente Luca Del Re, che recentemente è scomparso, che si mise accanto a me a ingessare tutte le immagini alla 7 del 2005, riguardare... Un bravo collega della 7 che è morto giovanissimo, a 60 anni. Insomma, continui viaggi in questa zona di mondo complicatissima, e infatti le descrizioni chiaramente sono frutto anche di questo, e niente, e di fonti anche personali, perché poi le fonti non vengono mai citate in maniera espressa, né tantomeno c'è l'io, cioè è raccontato senza io. Però chiaramente c'è stata poi la conferma di alcune persone che lavorano nell'intelligence, perché avevo bisogno, ad esempio, quando Smotrich viene arrestato nel 2005 dallo Shin Bet, io sono andata direttamente a chi quell'arresto l'ha compiuto, e mi sono fatta raccontare e confermare da varie persone la veridicità dei fatti, ecco. Allora Elena, siccome abbiamo detto, e ci fa piacere che ci siano alcune domande, mancano 5 minuti alle 13, più o meno ci hanno detto che alle 13 finivamo, ma con la possibilità appunto di darvi uno spazio. Io questi ultimi minuti, allora io l'ho accennato un po' al cambio dei rapporti, e Baker, per esempio, l'ambasciatore di Bush, che tanti anni prima già aveva preso una posizione molto critica, cioè anche negli Stati Uniti non identifichiamo in un blocco, così come Obama, così come Biden, perché è vero che la famiglia Falik, racconta Elena, e vari finanziatori finanziano il Partito Democratico, il Partito Repubblicano, ed hanno contatti con... Esattamente, con le associazioni e organizzazioni estreme di cui vi abbiamo parlato. Però c'è una differenza tra le amministrazioni americane, anche lì insomma è evidente il cambio di passo rispetto a chi è adesso e fa il presidente degli Stati Uniti, chi ha steso il tappeto rosso a Vladimir Putin dicendo che c'era la pace in Ucraina.
chi ha organizzato Sharm el Sheikh dicendo che c'era la pace in Medio Oriente e poi ha contribuito, ha sostenuto l'attacco di Israele all'Iran, che è una modalità piuttosto curiosa di fare la pace. Quindi gli Stati Uniti, però io volevo chiudere, diciamo, ancora su Israele e manca Netanyahu, tu un po' l'hai anticipato, ma manca anche quello che appunto sta per succedere, le elezioni del 22, tu un po' ne parli, prepari e ci fai capire che sta succedendo qualcosa in Israele, anche facendo un accenno a il figlio di Netanyahu. Allora Elena finisce, ma non perché non sa come finire, finisce il romanzo, chiude il romanzo con un punto interrogativo. Fine. È fine punto interrogativo, ma il punto interrogativo ha un significato preciso. Sì, allora Yair Netanyahu è il figlio, perché in realtà tutti citiamo sempre Benjamin Netanyahu, ma sono i Netanyahu, perché è una famiglia che è un clan con la moglie di Netanyahu che pare, io lo scrivo, che i due abbiano firmato un contratto di 16 pagine dove lei ha grande potere sul governo, un contratto firmato a seguito di... perché Netanyahu è un grande amante delle donne e anche un grande traditore della moglie, e firma questo contratto nel 93 a seguito del Bibi Gate. Per la famiglia tradizionale, a seguito del Bibi Gate firma questo contratto con la moglie, la quale ha capacità di nomina, appare sullo Shin Bet, sul Mossad, deve andare ad ogni viaggio del marito all'estero. Soprattutto Benjamin Netanyahu non ha la carta di credito né i soldi perché glieli dà direttamente Sara Netanyahu. Yair Netanyahu però è la parte più estremista della famiglia ed è colui che a un certo punto, con l'ok del padre, tramite i social avvicina la parte estrema, cioè Itamar Ben-Gvir, a Benjamin Netanyahu, cioè è l'artefice del patto ed è colui che in realtà gli fece anche vincere un'elezione grazie alla macchina dei social network. Quindi Yair Netanyahu, c'è stato anche un grande caos nell'ultimo periodo perché doveva avere una nomina molto importante al congresso mondiale, ma la nomina non gli è stata data e adesso però ha avuto una nomina importante al Likud. Questo lui da piccolo gli venne chiesto: ma farai il politico da grande? All'epoca rispose di no, ma insomma la strada che sta percorrendo in questo momento sembra completamente diversa. Arriviamo alle elezioni. Allora, guardate, a me dispiace molto dirlo, però la società è cambiata, si è spostata verso destra, e anche se Benjamin Netanyahu dovesse perderle queste elezioni, la domanda non è tanto chi andrà al governo, a meno che non vada uno come Yair Golan, ma in realtà è impossibile per questioni di voti. La domanda è se Israele è disposto a un'inversione di marcia. Perché lo dico? Perché prima Paolo ha colto il punto, ci sono 700.000 coloni tra West Bank, Gerusalemme e Est. Non solo, la parte dialogante che vuole questo dialogo in questo momento in Israele è, non dico minoritaria, però molto taciturna. Ci sono delle difficoltà oggettive. È un paese che, anche se noi non lo vediamo, è in guerra, perché i soldati sono al fronte, i figli sono al fronte, quello è un esercito di popolo, ed è impegnato, ed è questo quello che in Israele percepisci quando vai, a mantenere la propria sicurezza. Per quale motivo lo dico? Perché il 7 ottobre è stato qualcosa di inaudito per loro. Lo Stato di Israele nasce nel 1948 e nasce a seguito dell'Olocausto, che comunque portò alla morte di 6 milioni di ebrei. Ma con il processo Eichmann ci fu un cambiamento, perché nel 1961-1962 gli ebrei l'Olocausto lo nascondevano anche a se stessi, perché lo vivevano come una grande vergogna per il popolo ebraico e veniva visto come un qualcosa: abbiamo permesso che ci facessero questo, non ci siamo ribellati. Con il processo Eichmann l'Olocausto entra anche nelle coscienze del mondo, perché entrerà poi anche nei libri di storia, e gli ebrei inizieranno a capire che quel pezzo di storia drammatico
per loro non doveva essere ripetuto. Quindi il 7 ottobre in Israele viene vissuto come il loro olocausto, viene vissuto come qualcosa che non deve più accadere, quindi anche l'apertura di un dialogo è molto molto difficile fino a quando la situazione continuerà ad essere così, cioè una costante frenesia bellica. E purtroppo questo Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir lo sanno benissimo, perché chiaramente conoscono la psicologia del proprio popolo e fanno leva in questo momento su questo. Quindi la speranza è che la guerra si chiuda, ci sia anche domandarsi che cosa abbiamo fatto, che cosa è successo e come vogliamo proseguire il cammino, perché se non c'è un cambiamento io purtroppo la storia che noi racconteremo tra qualche anno non sarà la storia che noi vorremmo raccontare. E poi dico un'ultima cosa, credo che però debba esserci anche una presa di coscienza da parte del popolo palestinese, al quale serve una leadership forte che possa dialogare con la controparte, perché ahimè non puoi essere guidato da un uomo di 90 anni che è Abu Mazen, che in questo momento sta pensando di essere sostituito da un figlio di 62 anni che nella vita ha fatto solamente l'imprenditore e non ha nessuna conoscenza politica, diplomatica del proprio paese. Ai palestinesi serve una guida, un leader che sia credibile non solo per gli israeliani ma anche agli occhi del mondo e soprattutto agli occhi degli Stati Uniti d'America, perché sono parte di questa storia qui. Quindi fino a quando insomma non si raggiungerà questo sarà molto difficile raccontare la nascita dello Stato palestinese. No, se andiamo avanti ancora un altro po', perché però avevo una domanda che ci porta molto lontano e su tutta un altro fronte, forse non lo so, non è il caso. Però allora noi dai, facciamo le domande, poi magari dentro le domande ci inseriamo anche qualche altro ragionamento. Innanzitutto grazie per questa disamina, perché ne abbiamo bisogno. Io personalmente sono abbastanza informata, però c'è molta confusione e ci sono molte fake news, quindi grazie per fornirci dati certi e certificati. Detto questo, allora tu hai parlato di una figura che possa rappresentare la Palestina. C'è una figura, ma è in carcere da 30 anni. Allora, sì. È in carcere da 20 anni e il popolo palestinese non sente la sua voce da 20 anni. È una figura che è molto amata in patria, è vero, ma è una figura che non potrebbe mai dialogare con Israele. E per quanto a noi piaccia Barghouti, chiaramente, è una persona che non può dialogare con Israele perché è un uomo che parla sia con Fatah che con Hamas, e più con Hamas in realtà. Quando lui ha fatto lo sciopero della fame non ha partecipato Fatah, ha partecipato Hamas in carcere, e non renderlo dialogante con Israele significa non risolvere il conflitto, significa comunque ancora mantenere alta la tensione. E guardate, purtroppo dobbiamo cercare di vedere il Medio Oriente con gli occhi del Medio Oriente, perché noi continuiamo a imporre quella parte di mondo con gli occhi dell'Occidente e quindi è sbagliato, perché si vive in un'altra maniera lì, neanche Israele è Occidente, Israele è Medio Oriente, quindi bisogna trovare una figura dialogante. E secondo me l'Europa in questo poteva avere un'occasione di contare qualcosa, perché noi abbiamo solo elargito soldi, ma non ci siamo occupati delle istituzioni, della politica del popolo palestinese, perché potevamo aiutare in qualche modo, potevamo veramente fare la differenza, e ce ne siamo completamente sbattuti. Abbiamo solo finanziato l'autorità nazionale palestinese senza aiutare in alcun modo. Però adesso loro necessitano di una guida, perché se loro non hanno una guida, una leadership forte che faccia la differenza, il popolo palestinese è destinato a quella cosa che scrive Bezalel Smotrich, ha una sola speranza e non la loro, però purtroppo.
Io giusto un'altra cosa, hai in mente una persona e poi il protocollo Hannibal e di fatto due popoli, due stati ormai non è realizzabile, perché ci sono colonie di israeliani ovunque e i palestinesi non avrebbero la possibilità di muoversi, come di fatto non hanno più la possibilità di muoversi. Quindi l'unica soluzione è un unico Stato con uguali diritti per palestinesi e israeliani. Allora, domanda complessa, non posso dire una cosa, però non è, no, poi ti lascio, perché guardate che in Libano stanno così, si sono divisi proprio, spartiti in base alla confessione, cioè la religione e le cariche, cioè il presidente del Libano è di una carica, scusate, di una confessione, il primo ministro di un'altra, il capo della corte di giustizia di un'altra confessione, sto parlando quindi di sunniti, maroniti, cristiano-maroniti e l'altra presenza è sciiti, no? Ecco, allora tu non puoi essere eletto presidente di una certa confessione, non puoi essere primo ministro, non puoi essere capo della corte di giustizia. Ora dico questo perché in Libano è stata trovata questo come soluzione, quindi non so se può essere questa la soluzione per Israele e Palestina. Ti confesso che la vedo molto molto complicata, una situazione, anche perché appunto in Libano stiamo vedendo quello che succede, cioè no, che c'è una guerra di uno Stato sovrano che è invaso perché vanno a cercare quelli che sono nemici di uno Stato confinante. È una cosa allucinante, incredibile. Io le prime volte che ho fatto il telegiornale mi riuscivo anche complicato dire, perché Israele non lancia il missile sulla base di Hezbollah al confine, che aveva lanciato il missile su Israele del nord, ha invaso un paese sovrano. Ora è come se qualcuno qui in Italia pensa che ci sono dei terroristi svizzeri e arrivano gli svizzeri che invadono l'Italia, o noi invadiamo la Svizzera perché ci sono dei terroristi svizzeri che vengono a colpire l'Italia. Cioè è una cosa che è difficile anche da spiegare, quello che sta succedendo, da far capire. Ecco il Medio Oriente, cioè, sono robe che escono dai nostri schemi mentali di come è organizzata anche la comunità, la politica, lo Stato. Proprio lo hanno organizzato. Io sono dovuto andare a vedere, ma che è sto Libano? Come sono organizzati in Libano? Ma no, ma per davvero, perché no, non ci riusciamo a capirlo, che il Presidente della Repubblica deve essere, che ne so, le varie confessioni che ci sono in Italia, no, il primo ministro è un altro, quello del capo del CSM di un'altra confessione ancora. No, è curioso e strano, però lì è diventata soluzione. Tra Israele e Palestina io davvero non lo so, la vedo molto complicata che possano coesistere, come dice Elena dopo quello che è successo. Barghouti diventa in cella il capo del nazionalismo palestinese. Barghouti è accusato da Israele di essere un terrorista, di aver fatto azioni terroristiche, che hanno comandato azioni terroristiche che hanno provocato morti all'università, nelle città israeliane, e questo è, diciamo, gli israeliani hanno compiuto cose simili dall'altra parte, quindi dialogarci è complicato, ma è complicato anche perché appunto lui adesso è riconosciuto come il capo di quelli che hanno fatto il 7 ottobre, quindi sì, capo no, è dialogante. Sì, no, di quelli che insomma stanno da quella parte, quindi è difficile che possa essere lui l'interlocutore, però qui non ne usciamo, qualcuno dovrà farlo. Non so, Elena, scusami. Allora, io credo che non spetti a me fare un nome di chi vedo. Ci sono vari nomi, ma non sono, scusate, ci sono vari nomi, però sono tutti nomi che sono in continuità con questo tipo di gestione dell'autorità nazionale palestinese. C'è necessità, e questo lo sanno benissimo i palestinesi,
di rivoluzionare dall'interno le istituzioni e di far funzionare il meccanismo. Ora c'è anche un altro problema, in questo momento in Italia il dibattito è chiuso, non se ne parla, però la Cisgiordania ha un problema economico enorme perché Israele si sta tenendo tutti i soldi che dovrebbero andare all'autorità nazionale palestinese, e si parla di insomma miliardi di dollari che purtroppo servono a pagare il sistema sanitario, le scuole, le pensioni, e lo fa con la scusa che questi soldi in realtà vanno alle famiglie dei terroristi. Quindi un nome andrà trovato, però andrà trovato nelle nuove generazioni. Un altro problema è che fino a quando, e su questo Netanyahu è stato bravissimo, hai Hamas da una parte e l'autorità nazionale palestinese dall'altra, è difficile, perché dovrebbe esserci l'inizio del due popoli e due stati, deve partire anche da un unico soggetto politico del popolo palestinese che guida insieme come la continuità territoriale, no? Perché fino a quando questo tu non ce l'hai, con chi parli? Con nessuno. E quindi portare avanti quello che era stato deciso a Sharm el Sheikh, cioè la smilitarizzazione di Hamas e la nascita di un soggetto politico che possa rappresentare tutto il popolo palestinese. E questo insomma è la prima risposta che mi sento di dare. La seconda, è vero, è diciamo simile impossibile la nascita di uno Stato palestinese. Io a volte ho la sensazione che noi lo diciamo per pulirci le coscienze, perché quei 700.000 colonie, questo è il piccolo dato tecnico, come li tiri fuori? Purtroppo dopo il 7 ottobre quella persona di cui è anche difficile, che è anche difficile da aggettivare, comunque Itamar Ben-Gvir, ministro della difesa interna, non ha solo armato e ha creato delle unità di difesa civile, ma ha anche addestrato i coloni come soldati. Quindi potrebbe esserci, qualora Israele avesse una leadership lungimirante che decide di aprire la politica dei due popoli e dei due stati, devi tirarle fuori quelle persone dalla West Bank, scoppierebbe una guerra civile interna in Israele, perché io non so minimamente come riuscirebbero a farlo. Hai due casi, Yamit 1982, quando Israele restituisce il Sinai con gli accordi di Camp David, scoppiarono le rivolte per Yamit, e furono le rivolte insomma abbastanza pesanti ed era veramente un numero esiguo. L'ha ricordato prima Paolo, 2005, disimpegno unilaterale di Gaza deciso da Ariel Sharon e solo da Ariel Sharon. Ci furono delle proteste enormi con soggetti politici che tutt'oggi noi conosciamo, che erano Itamar Ben-Gvir, che era dentro e guidava quelle proteste dall'hotel di Palm Beach, e Bezalel Smotrich, che stava organizzando un attentato solo nella direttrice di Tel Aviv e non partecipò alle proteste perché era incarcerato dallo Shin Bet. E erano anche lì numeri esigui, quei numeri sono cresciuti nel tempo e ahimè la demografia fa la differenza in Israele e in Medio Oriente. Fa la differenza perché il numero dei figli, come dice Sergio Della Pergola, insomma uno dei più grandi demografi di Israele, i più grandi esperti, da qui al 2050 chi farà i figli sono coloni e haredim, e quindi il numero degli ultraortodossi dei coloni supererà quella parte laica che invece è la parte più moderata. Però in questo saggio che si chiama 2135, appena uscito, che ha 4 voci e che ipotizzano lo Stato di Israele tra 100 anni, bisogna stare attenti perché l'arroganza dell'occupazione ha un prezzo, ed è questo: se tu annetti e occupi tutta Cisgiordania e Gaza, e non ci allarghiamo alla grande Israele che comprende anche parti del Libano e tanto altro, la parte araba sarà maggioritaria e quindi tu sei parte governante in uno Stato che però sei in minoranza, e quindi sarebbe di difficile gestione e potrebbe portare a una progressiva fine dello Stato di Israele, lui ipotizza, proprio per motivi demografici. L'altra è la politica di un solo Stato ipotizzata da Ilan Pappé con la Palestina storica. Non sono d'accordo, Ilan Pappé non conosce in questo momento quello che è diventato Israele, ma soprattutto c'è un problema: quale bandiera, quale lingua, quale nome a questo Stato? Sarebbe un'annessione de facto della Cisgiordania, perché io non credo che gli israeliani sarebbero disposti a cedere la propria bandiera, a far diventare la lingua araba ufficiale quanto quella israeliana, visto che nel 2018 abbiamo una legge Stato-Nazione che prevede che l'arabo sia serie B e che Israele sia la casa del popolo ebraico.
ebraico. Ragazzi, purtroppo la storia ha un peso in un popolo e la Shoah ce l'ha. Quello Stato nasce per gli ebrei perché volevano una nazione che difendesse i diritti e non nasce solo a seguito della Shoah. Dopo c'è un attivismo più intenso, nasce da prima, nasce quando Herzl vede nel caso dei Fuss che viene condannato inizialmente in quanto ebreo, e lì lui capisce con un sionismo laico che gli ebrei hanno la necessità di una patria perché devono avere un luogo dove difendere se stessi. Poi, come sappiamo, la storia è andata avanti e nel 1948, a seguito di terribili fatti, nascerà quello Stato. Io non credo che sarebbero disposti a cedere a una convivenza con pari diritti, ma soprattutto sparirebbe la bandiera della Palestina dove la mettiamo? Cioè, la Palestina dove la mettiamo? Magari potrebbero avere gli stessi diritti gli arabi, ma dovrebbero rinunciare alla nascita del proprio Stato, soprattutto convivrebbero con una parte molto estrema e molto estremista di Israele, che come vediamo porta avanti una politica razzista, perché Itamar Ben-Gvir non vuole la cacciata dei palestinesi che vivono in Cisgiordania o a Gaza, vuole la cacciata di tutti gli arabi, e Israele è composta anche da 2 arabi israeliani che noi spesso ci dimentichiamo, ma che vivono in quel paese e convivono con gli ebrei israeliani, che stanno pagando anche loro un prezzo altissimo, perché in questo momento vengono malvisti dagli ebrei e spesso quando denunciano atti criminali di Israele nei confronti della Palestina o West Bank vengono anche sospesi perché accusati di essere fiancheggiatori di Hamas, e vengono anche malvisti a volte da parte del popolo palestinese perché sono coloro che dopo, a seguito della Nakba, hanno deciso di rimanere in Israele. Quindi è molto complessa. Per quanto riguarda il Libano però, il Libano è un'altra storia, e non puoi applicare le regole di uno Stato a un altro Stato, perché ogni Stato e ogni popolo ha la sua storia e deve essere mantenuta. Però non ci arrendiamo a questa cosa dell'unico Stato, perché guardate che è veramente un'annessione, poi è un'opinione mia, però insomma... Va bene, sì, c'è un'altra... C'è un'altra domanda? Piccolissima. Buongiorno a tutti e grazie. Vorrei chiedervi una cosa. Allora, quando le case editrici italiane più grandi hanno iniziato a pubblicare e tradurre i grandi scrittori israeliani che hanno raccontato quella società, e alcuni di loro, cito soltanto Amos Oz, hanno preso posizione effettiva, lui per la precisione con un piccolissimo libro molto interessante che si intitola Contro il fanatismo. Allora, in Italia è apparso chiaro che in Israele esistevano delle frange di popolazione grandi che erano di intellettuali che si schieravano a favore della pacificazione fra i 2 popoli. Adesso questo, seppure esistente, come voi avete detto, appare pochissimo, e secondo me il fatto che non appaia crea ancora di più quella polarizzazione, quella dicotomia per la quale il sionismo è uguale in Italia a chi è sionista non lo so, è diventato essere a favore della pacificazione, sembra quasi un delitto in Italia. Allora si è o pro Palestina o pro Israele, e allora questa polarizzazione, appunto questa dicotomia, porta soltanto altro fanatismo. Vorrei chiedere a voi giornalisti semplicemente di, per non arrivare al paradosso del telegiornale delle buone notizie, però durante i vostri reportage sottolineare e anche raccontare un po' questo anelito di pacificazione che nella società israeliana tuttavia esiste. Grazie. Allora, io sono molto d'accordo con quello che dice lei, però va anche detto che mai come prima è accaduto quello che sta accadendo, e ad esempio il nostro è un telegiornale, cioè il suo, perché io ogni tanto lo frequento, diciamo. Io ogni tanto prendo, no, non prendo le distanze assolutamente.
c'è necessità di raccontare quello che accade. Però è vero, voci moderate esistono in Israele, anche voci molto dialoganti, che trovano poco spazio, ma perché è talmente tanta la violenza ed è talmente feroce quello che sta accadendo in quella parte di mondo che vengono completamente oscurate dalla ferocia, dalla disumanità dei protagonisti dell'attuale governo. Ed è anche molto difficile perché gli intellettuali che frequentano anche l'Italia hanno delle difficoltà loro stessi a intervenire nel dibattito pubblico italiano, dove, devo dire la verità, nel resto d'Europa non è propriamente così. Stati Uniti, Gran Bretagna, ci sono delle parti polarizzanti, ma hanno, diciamo, vedo che sono altri luoghi, hanno un dibattito differente, quindi è molto difficile per loro ed è molto difficile dargli spazio, perché noi pretendiamo l'utilizzo di parole, di fare la lista dei buoni e dei cattivi, di nominare. Adesso faccio un discorso un popolare. Allora, io lo capisco, ad esempio, ora mi dispiace che lui non c'è, sarebbe stato bello che ci fosse, però è a Sassari e Cagliari. Io lo capisco, Nevo, quando ha difficoltà a pronunciare la parola genocidio, ma perché io rispetto della storia dei popoli, molto rispetto della storia dei popoli, e quello che dovrebbe interessare è il lavoro che lui fa all'interno del suo Stato, anche se non pronuncia quella parola, perché non può diventare una parola la lista di chi è dalla parte giusta della storia o dalla parte sbagliata della storia, perché si rischia di polarizzare moltissimo e di allontanare altre persone che invece potrebbero aiutare. Ma io parlo anche del dibattito pubblico italiano, e non può diventare per alcuni pronunciarlo, dire ok, io l'ho pronunciato quindi sto a posto, perché il lavoro da fare è un lavoro molto complesso, quella parte di mondo è estremamente complicata, e uno scrittore come Nevo che si impegna ogni giorno invece per un dialogo meriterebbe più spazio, ma noi non lo ascoltiamo perché siamo solo in attesa che lui pronunci o meno la parola genocidio, e io questo lo trovo profondamente ingiusto. Allora, chiudiamo così. A me è capitato a tavola, stavamo chiacchierando e una persona parlando ha detto: ah, voi del telegiornale della 7, quando parlate degli attacchi israeliani a Gaza, era quello il periodo, non dite che è l'esercito israeliano, a parte che io sono contrario a chi dice IDF a IDF, perché appunto è un modo per non dire chiaramente Israel Defense Force, quindi l'esercito israeliano, e io lo dicevo, e quindi l'ho presa sul personale, perché io conduco il telegiornale e ho detto: ma che stai dicendo? Era sul personale, Paolo. Esattamente. Quindi diciamo ero accusato di essere di nascondere gli attacchi di Israele. Più o meno una settimana fa, quando il collega Daniele Compatangelo ha telefonato a Trump, capita anche questo in Italia, che un giornalista della 7 telefona direttamente a Trump, che gli dice: la tua Presidente del Consiglio mi ha chiesto in ginocchio di dire che voleva l'intervista con me. Io sono andato in televisione, ho partecipato a un dibattito raccontando che insomma la politica italiana in effetti era stata un po' così, cercavamo di essere con Trump, i mediatori eccetera, e tra le altre cose ho citato il fatto che il ministro degli esteri era andato a una delle riunioni del Board of Peace. Mi scrivono, io di solito, tra l'altro se qualcuno mi scrive mi dispiace perché io non rispondo mai, ma sono una pippa sui social, cioè potrei mandarvi risposte sbagliate, scritte stupide. A condividere le storie su Instagram io ho insegnato io un pomeriggio. Esattamente, quindi figuriamoci. Però questa non ho risposto perché evito, era particolarmente bella e me la sono segnata. Quindi io vado e dico: secondo me la politica italiana, insomma, la Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri. Mi scrive Giuliano: stronzo. Ti ho sentito oggi su Telepropal, al tavolo con gli amici ero invece pro Israele. Tajani non ha indossato il cappellino quando è andato al Board on Peers, qualunque cosa sia, scrive Giuliano, il Board on Peers. Sei degno, lavori a TV Telementitori,
Stronzo, seconda volta. Ma telementitore dici telementana, telementana? Ma che ne so io? Allora, questo per dire, e sul linguaggio e sul fatto che anche qui un po' è anche colpa di chi ascolta e certe volte è un po' distratto, ti dà l'etichetta perché tu sei quello che sta lì, va da quell'altra parte, e allora magari anche voi fate un po' più attenzione. Noi ci staremo molto attenti a dire esercito israeliano e a raccontare anche che il cappellino Tajani ce l'aveva. Grazie a tutti. Bravo Paolo. Genesi, mozzafiato, compratelo, veramente. Elena Testi, grazie ancora. C'è il firmacopie per chi vuole adesso. Capisco che è il momento di pranzo, ma insomma, arriva Elena per voi. Siamo in ritardo. L'1:20. No.